Annabella? Sì, un sogno. Una pelliccia Annabella? Sì, un sogno oggi realtà. Una pelliccia Annabella vi dona classe, fascino, successo. Annabella è solo a Pavia. Annabella, il sogno di tutte le donne. Annabella. Stranezze di popoli. Lo credo! È poco bravo! È poco! È poco! Va bene, va bene! Parleremo questa volta sempre della nostra rubrichetta Le stranezze dei popoli. E di chi vi vado a parlare? Vedo delle feboconti nelle sopracciglia, dei punti interrogativi. Dell'America! L'America! L'America te la do io, L'America, come si dice America? Sinonimo violenza. La violenza, pensate che solamente la città di New York è stata classificata la città ancora più violenta, pensate, di Ascoli Piceno. Comunque la violenza lì è commercializzata, ormai è nell'intimo dell'americano la violenza, la commercializzano. Uno vuole un pugno in faccia, c'è il posto dove ti danno il pugno in faccia, 2.000 lire un pugno in faccia, 3.000 lire un calcio nel culo, 6.000 lire una buttata per terra. E non sono cose che mi invento io, non sono cose che mi invento io, perché esiste un locale che adesso vorrei farvi vedere, togliamo il titolare. Questo locale qui esiste, è stato chiuso per 3 omicidi, si chiama The Anvil. Solo il titolo fa paura. The Anvil. Che Anvil significa, deve essere un Anvil. Questo locale, a parte gli scherzi, è un locale terribile, nel senso che è un locale per sadomasochisti. Ora, i sadomasochisti sono quelli che gli piace ricevere il dolore e anche arrecarlo. E lì c'è tutto. È un locale apparentemente come gli altri. Uno entra, va al bar, buongiorno, strano. Buongiorno, mi ha detto, non è mica un sadico, no. Buongiorno, mi dia un whisky, prego signore, prende la bottiglia, pa, e gliela spacca sulla porta. In quei casi è consigliabile prendere un succo di frutta, che la bottiglia è più piccola e fa meno male. E poi la discoteca si balla, il disc jockey, ecco, questo è lo strumento del disc jockey, e ballano. Cosa balli più piano? Ferma! Cosa balli? E poi si ballano calpestandosi addosso uno con l'altro, qui pugni a calci, oh, sì, ancora un lento, sì, e poi c'è, come leggermente in quel locale lì ti comporti benino, arriva il buttafuori, lei si sta comportando benino? Ma io no, sì, venga, e la carezza. Il buttafuori, allora, ma lei è un buttafuori, mi deve colpire? No, la carezza, venga che la porta. Un buttafuori sadico. E poi, meno male che in una città così violenta come New York, e l'America in generale, esiste la più grande polizia del mondo. Eccola qui. Questa è la più grande polizia del mondo, è un poliziotto che per essere coerente sta sentendo alla radio i Police. Più coerente di quello non esiste. Altre situazioni che io ho fotografato per voi e non ho potuto far vedere prima, ci sono delle situazioni incredibili girando solamente per le strade. E vai con la prossima diapositiva, apri un po' tutto perché sembra un ferro di cavallo, ma effettivamente lì i cavalli non c'entrano. Questo è il gabinetto originale della polizia di New York. Vedete la forma di tutto il gabinetto è fatta a bossolo di pistola, perché lì i poliziotti ci faranno delle cose esplosive, non lo so. Un'altra situazione incredibile che ho portato per voi, vai con la seconda diapositiva, allargati un po' perché voglio far vedere la più grande, qui è Harlem, la zona negra di New York, e questa è una boutique tipica di Harlem, è una boutique di calcinacci, vendono dei calcinacci, ti fanno anche dei buoni prezzi. Altre situazioni, ce ne sarebbero miliardi di situazioni. Ecco, il problema razziale, i negri. Voi qua vedete un negro, ditemi sì o no? Sì. È un negro? No! Non è un negro! Io sono impazzito, avvicinati al polso. Avvicinati per favore, guardate il polso del negro. Al segno dell'orologio. Come fa un negro ad avere il segno dell'orologio?
Dovrebbe essere blu il segno dell'orologio di vetro. È bianco. Vai con le altre cose perché sono stranezze incredibili a New York. Ecco il mio furti. A New York i furti, ecco l'invenzione del più grande antifurto del mondo. Questo qui ha detto della bicicletta, io non mi faccio fregare. Io la bicicletta me la ancoro a questo palo, però mi porto via la mia ruotina. E gira tutto il giorno con una ruota, pensate che comodità che c'ha. E mentre lui gira con la ruota, il ladro gli ruba il sellino, il manubrio, la gomma, la pompetta, tutto, il palo, arriva lì non c'è più niente, però lui c'ha la sua gomma, che ci tiene moltissimo. Vai con l'altra diapositiva. Lo stato di violenza ha influenzato anche il nucleo familiare. Il sesso in America è a livelli di una fantasia morbosissima. Guardate questa diapositiva. Questo signore che spinge la carrozzella ha avuto un rapporto sessuale con l'Amerigo Vespucci e lei gli ha dato due gemelle, due belle golette così che somigliano tutte e due alla mamma. Aia, aia! È finita anche questa lezione sulle stranezze dei popoli. Calmi, estraiamo la massima, da sempre da Ugo, la bocca della verità. Ecco la massima. Chi va arrosto perde il posto. Giovanna d'Arco. Ciao, grazie. Windmill, una fiamma che hai sempre desiderato. Windmill, oggetti preziosi che completano la tua personalità. Nella linea Windmill trovi il tuo accendino. Sofisticato, classico, sportivo, a partire da 25.000 lire. Windmill, desideri accesi. Un vero ristorante giapponese! Togliere le scarpe. Divor Odor, le soffici solette con carbone attivo che deodora e schiuma di lattice che assorbe la traspirazione. Divor Odor funziona davvero. Divor Odor, deodora e assorbe la traspirazione per 3 mesi. Sono bravo in tutto, sono bravo Simac. Arancia, ti spremo tutta arancia. Carota, io ti centrifugo. Ghiaccio, ti riduco una granita. Bravo Simac tutto in uno. Bravo Simac non c'era e Simac l'ha inventato.